Presentato lo studio dell'Istituto Superiore Sant'Anna sulla sanità regionale, dopo il Covid ripartono prestazioni ma salgono alle stelle i costi, 9 macchinari su 10 sarebbero da sostituire. Omicidio e suicidio a Fossalta di Portogruaro, 2 coniugi trovati morti in casa, lui la strangola, poi si uccide con il coltello e corpi scoperti nel pomeriggio, indagini dei carabinieri. Per sfuggire alle violenze del marito, chiede aiuto alla scuola della figlia con un biglietto. La polizia indaga per mesi e scopre maltrattamenti psicologici e fisici davanti alle 2 bambine. Al via l'iter per l'insediamento di un impianto siderurgico a Porto Nogaro realizzato da Metinvest e Danieli. La regione investirà 80 milioni di euro, ma senza i dragaggi l'investimento rischia di sfumare. Festa per l'ultima campanella nelle scuole, lacrime e soddisfazioni del nonno vigile, le preoccupazioni del dirigente dello Stellini, serve più qualità nella scelta del corpo docente. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Avete sentito quindi dai titoli in apertura la sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Analizzate infatti le performance dei sistemi sanitari di 10 regioni italiane, tra queste il Friuli Venezia Giulia. Ne emerge un quadro di una sanità che ha tenuto durante la pandemia dal punto di vista sanitario, ma che paga un importante scotto in termini di costi e anche di tecnologia. Il primo servizio della giornata. Prestazioni sanitarie in ripresa su tutti i fronti, un elevato numero di ricoveri oltre 30 giorni ed un preoccupante ritardo nella sostituzione delle tecnologie più arretrate. È questo il quadro che emerge dalla sanità in Friuli Venezia Giulia dall'analisi del laboratorio MES Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Dall'analisi è emerso che un medico abilitato su 4 in Friuli Venezia Giulia non ha utilizzato in tutto il 2021 il fascicolo sanitario elettronico dei propri pazienti. Un dato che testimonia una scarsa affezione nei confronti dei sistemi tecnologici e che fa il paio con un altro sempre legato alla tecnologia. Resta altissima la percentuale di obsolescenza tecnica, un dato che si attesta in Friuli Venezia Giulia sul 90% e che significa che 9 apparecchiature su 10 hanno terminato il proprio ciclo economico e tecnologico e continuano ad essere utilizzate. Si parla di mammografi, sistemi radiografici o telecomandati e di tanti altri strumenti quotidianamente usati dai nostri medici. Un dato in lievissimo miglioramento, ma che comunque porta il Friuli Venezia Giulia all'ultimo posto tra le regioni prese in esame dalla Sant'Anna. L'altro dato allarmante per la programmazione della sanità regionale è il costo pro capite, 2.338 euro a cittadino, superati solamente dalle province di Trento e di Bolzano. Numeri che si spiegano anche con l'altissima spesa per i dispositivi di consumo, cresciuta nel corso degli ultimi 3 anni e che ora è doppia rispetto al vicino Veneto. A questi dati non certo positivi corrisponde però una ripresa generale delle prestazioni sanitarie, sia quelle emergenziali che quelle legate alla prevenzione, che crescono in moltissimi valori. Alla presentazione dello studio di Sant'Anna ha presenziato anche il direttore generale di ARCS, Joseph Polimeni. Guarderemo con grande attenzione questi dati, vedo che ci sono buone performance sugli screening, su alcuni indicatori, su altri sicuramente dobbiamo approfondire. Mi interessa molto quello del costo medio per caso trattato, perché evidentemente quello per me è un elemento di valutazione che ritengo importante approfondire. La maggior parte dei numeri relativi alle prestazioni ci confortano, questo è il commento del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. In particolare la ripresa delle visite preventive dopo i 2 anni di Covid è sicuramente un segnale positivo. Per quanto riguarda gli altissimi costi della nostra sanità, concluso il vicepresidente, sono oneri ereditati dal passato su cui stiamo intervenendo. Il bollettino Covid, oggi 5 decessi registrati, 1 a Trieste e 4 a Udine, 409 nuovi contagi, questi dati emersi. Oggi 3 le persone in gravi condizioni ricoverate in terapia intensiva, 76 pazienti ospedalizzati negli altri reparti.
E ora apriamo la pagina della cronaca, omicidio-suicidio a Fossalta di Portogruaro. Questa è l'ipotesi degli investigatori dopo il ritrovamento nel pomeriggio dei corpi di 2 coniugi, entrambi rinvenuti senza vita nella loro casa. Il marito avrebbe soffocato la moglie per poi togliersi la vita. Servizio. 2 coniugi senza vita è una dinamica che le forze dell'ordine stanno ricostruendo, ma che porta ad un'unica conclusione: omicidio-suicidio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Fossalta di Portogruaro, nella centrale via Roma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Portogruaro, il marito Giuseppe Santarosa, un 55enne, guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie Lorena Puppo, 50enne, dipendente di una ditta di polizie, soffocandola per poi togliersi la vita con un taglierino. Entrambi sono italiani, originari del portogruarese. Nella loro casa sono arrivati anche i sanitari, ma non hanno potuto intervenire. I 2 erano già morti sul posto. Per i primi accertamenti, oltre ai carabinieri di Portogruaro, il magistrato di turno della procura di Pordenone e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione sui corpi. Sulle origini del gesto gli investigatori stanno tentando di fare luce raccogliendo alcune testimonianze, anche per capire se la coppia stesse attraversando un periodo di difficoltà. Sfuggire ai maltrattamenti del marito era quasi impossibile. Ci è riuscita chiedendo aiuto attraverso un biglietto alla scuola della figlia. È sfuggita alle angherie del marito chiedendo aiuto alla scuola frequentata dalla figlia. Ha dettato alla piccola un biglietto da consegnare all'insegnante nel quale ha raccontato cosa succedeva tra le mura di casa. E così il preside ha avvertito le forze dell'ordine. Ieri il GIP del Tribunale di Udine ha allontanato da casa l'uomo, un nordafricano di 46 anni, vietandogli di avvicinarsi a moglie e figlie. È accusato di maltrattamenti e lesioni. L'episodio risale all'ottobre 2021. Dalle indagini della squadra mobile della questura di Udine è risultato che dal 2013 la donna subiva maltrattamenti psicologici e fisici. Il marito la offendeva e la mortificava, chiamava i suoceri in gana chiedendo loro di venire a prendersi la figlia. Inoltre la minacciava di portarle via le bambine e di picchiarla. Di recente era passato le vie di fatto e, oltre a metterle le mani addosso, la costringeva a subire rapporti sessuali. Spesso le figlie assistevano a queste scene. Difficile per lei chiedere aiuto. Il marito, infatti, le impediva di cercare un lavoro e la costringeva a uscire di casa solo per prendere e portare le bimbe a scuola. L'espediente del biglietto le ha consentito di uscire da questa situazione. Prende sempre più corpo l'ipotesi di un regolamento di conti per l'accoltellamento di martedì sera a Porcia sullo sfondo questioni di droga. Sempre più corpo l'ipotesi degli investigatori che dietro l'accoltellamento del 19enne a Porcia martedì sera in via Tante ci sia un regolamento di conti dovuto a un giro di droga e non una rapina finita male. I 3 giovani tra i 18 e i 20 anni, armati di bastone, stando alla ricostruzione degli inquirenti, hanno effettuato una vera e propria imboscata ai danni del 18enne che ha poi estratto un coltello, ferendo in modo gravissimo al torace un coetaneo finito in rianimazione all'ospedale di Pordenone, dove è tuttora ricoverato non in pericolo di vita. I primi elementi raccolti dal tempestivo intervento della squadra volante della questura di Pordenone hanno permesso di recuperare l'arma, un coltello con la lama di 9 cm e identificare i 4 più un quinto ragazzo che aveva accompagnato l'amico armato di coltello senza prendere però parte alla colluttazione. L'indagine è coordinata dal PM Andrea Del Missier e guidata in primo piano dal questore Luca Caroggi, affidata alla squadra mobile. Almeno 2 dei 3 giovani armati di bastone, denunciati per tentata rapina aggravata, erano noti alle forze dell'ordine per precedenti riguardanti gli stupefacenti. Alla base della lite potrebbero esserci dei conti non saldati. Anche su questo fronte le indagini procedono con la raccolta di ulteriori indizi e testimonianze anche per stabilire chi abbia aggredito chi per primo, visto che il 18enne che ha fatto partire la coltellata, denunciato poi per lesioni gravissime, potrebbe essersi difeso dopo essersi trovato di fronte inaspettatamente il terzetto ed essere stato aggredito o minacciato. Tra i giovani, tutti di Porcia tranne uno, potrebbero già esserci stati in precedenza degli altri incontri particolarmente animati. Apriamo ora la pagina economica. Al via l'iter per l'insediamento di un nuovo mega impianto siderurgico della Metinvest e della Danieli a Portonogaro vale oltre 1 miliardo di euro. La Regione investirà 80 milioni per l'infrastrutturazione dell'area, area che però necessita dei dragaggi. Sentiamo. Tavolo tecnico oggi in Regione a Udine sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto per la produzione d'acciaio sostenibile a Portonogaro. In prima linea il gruppo Danieli. Danieli è una sorta di intermediario che dovrà costruire un impianto chiave in mano per la Metinvest Ucraina. Ha mantenuto ampliando il progetto. Prima si trattava solo del laminatoio che più o meno valeva 800 milioni chiave in mano, oggi si parla di laminatoio con acciaieria moderna, quindi con forno elettrico, quindi si parla di 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2.
Il nuovo impianto darebbe lavoro a 700-800 persone interne e 1 migliaio esterne, avrebbe un impatto sul PIL regionale dell'8% e su quello friulano del 16%. E la terza fase, visto che siamo Hydrogen Valley, potrebbe portare una riduzione diretta, quindi non partire da rottame, ma partire da palline, a idrogeno, che significa emissioni zero. Dal canto suo, la Regione, che ha dato avvio all'iter di potenziamento dell'area, è pronta a investire circa 80 milioni di euro. Si parla di dragaggi, si parla di piani urbanistici, si parla di banchine, si parla di tanta cosa, però l'opportunità è importante. E nel frattempo BAT ha realizzato il proprio insediamento nella zona del Punto Franco di Trieste, un'area nella quale si stanno focalizzando importanti investimenti. Un nuovo accordo grazie al quale ci sarà un plafond da 1 miliardo di euro di nuovo credito per le realtà che investiranno nel porto di Trieste. Intesa San Paolo ha sottoscritto con l'autorità portuale un'iniziativa per dare una spinta agli investimenti 4.0 sostenibili e supporta la crescita attraverso finanza straordinaria e digitalizzazione e promozione dell'attrattività produttiva e del reshoring. Nel pacchetto c'è anche il sostegno agli investimenti esteri per generare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio. L'investimento di BAT nella zona del Punto Franco va a coprire un'area di 12.000 metri quadrati a fronte di uno spazio di 70.000 metri quadrati. Chiaro che oggi noi diamo priorità non solo a chi vuole fare stoccaggio di merci, ma a chi vuole fare trasformazione industriale, e comunque ci sono anche questi. L'area di Punto Franco di San Dorligo è in realtà giovane, è nata sotto la regione a guida Serracchiani. Un risultato straordinario, ma deve essere solo l'inizio di un percorso più lungo, perché qui gli spazi ci sono e ci devono essere anche investimenti pubblici e privati come questo. Contratto di solidarietà per i circa 500 lavoratori dello stabilimento di Trieste della Flextronics Manufacturing. L'accordo, in una delle vertenze di lavoro più difficili della regione, è stato sottoscritto oggi tra l'azienda e le rappresentanze sindacali alla presenza dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. I contratti saranno validi dal lunedì prossimo fino al 31 luglio. In questo periodo le parti proveranno a individuare soluzioni per la ripresa economica dell'impresa anche attraverso un nuovo assetto organizzativo. Previsti ammortizzatori sociali anche per i lavoratori somministrati. Buone notizie invece arriva dall'export nei primi 3 mesi dell'anno, con esportazioni che hanno toccato i 5 miliardi di euro, un più 51,3% rispetto a un anno fa, esploit della cantieristica navale che vale 700 milioni di euro. Servizio. L'export del Friuli Venezia Giulia, trainato dalla cantieristica navale, ha fatto segnare un notevole risultato nel primo trimestre dell'anno, con le esportazioni regionali che hanno toccato i 5 miliardi di euro e fanno segnare un più 51,3% rispetto all'avvio del 2021. Un passo più che spedito se si considera che l'incremento nazionale è stato del 22,9% e quello del nord-est del 24%, numeri estrapolati da IRES e FVG su dati Istat. Va detto che l'exploit del settore navale va letto nel quasi immobilismo dell'inizio dello scorso anno, appena 9,2 milioni di euro contro i 711 del primo trimestre di quest'anno. Al netto di questo la variazione dell'export regionale sarebbe stata ugualmente positiva, pari al più 30,2%. Numeri consistenti anche per metalli, gomma e plastica, tutti sopra un più 40%, così come il settore alimentare. Stabili gli apparecchi elettrici, mentre in calo, unico di tutta la rilevazione, il comparto del tessile e dell'abbigliamento, meno 3%. In merito alle destinazioni geografiche dell'export delle imprese regionali si osserva una crescita sostenuta dei flussi destinati al mercato extracomunitario, più 84%, in particolare verso gli Stati Uniti. Gli scambi commerciali con la Federazione Russa sono passati da 45 milioni di euro nei primi 3 mesi del 2021 a 39 milioni nello stesso periodo di quest'anno, con un meno 14%. Il Salone del Mobile di Milano sta regalando parecchie soddisfazioni ai 66 marchi del Friuli Venezia Giulia presenti alla rassegna in vista del weekend dedicato al pubblico. Un'occasione anche per riallacciare i rapporti interpersonali dopo le restrizioni della pandemia. Giro di boa per il Salone del Mobile di Milano, che ha preso il via martedì e resterà aperto fino a domenica. Un'occasione per le aziende friulane del settore di mettere in mostra i propri prodotti. A fare il punto, da rientro dalla Lombardia, è Carlo Piemonte, direttore del cluster regionale del legno arredo.
una conferma del comparto Friuli Venezia Giulia, che con 66 marchi è presente in tutto il salone, nei vari padiglioni. Le aziende hanno dato un feedback positivo della qualità dei contatti e stanno continuando in questi giorni le proprie attività. Oggi finiscono le giornate dedicate agli operatori, il weekend per il pubblico. È un termometro importante. Ricordiamoci che nel 2021 abbiamo raggiunto i 2 miliardi di export come Friuli Venezia Giulia nel settore legno arredo, in particolare nel settore mobile. Lì dobbiamo andare, continuare a essere sempre più presenti. Probabilmente il Nord America e il Medio Oriente ci continuerà a riservare ottimi risultati. Un appuntamento fondamentale per le aziende per riallacciare i rapporti interpersonali interrotti in parte dalla pandemia. La cosa più bella che è stata segnalata è dire: ho rivisto i miei clienti, ho rivisto il mio agenti delle varie parti del mondo, in particolare Europa o altri paesi. Ecco, quindi strumenti digitali a supporto di relazioni umane che sono tipiche del Made in Italy nel rapporto empatico che si viene a creare. E la nostra Friuli Venezia Giulia sicuramente la fa da maestro. La politica, ultimo giorno di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia. Domenica si andrà al voto per eleggere 33 sindaci di altrettanti municipi. Sentiamo i numeri e quali sono le sfide principali. 33 comuni al voto, 84 candidati alla poltrona di sindaco. È l'ultimo giorno di campagna elettorale, poi da domani scatterà il silenzio, anche se i social negli ultimi anni hanno violato un po' questo veto. Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, i cittadini saranno chiamati al voto per decidere le sorti di 33 amministrazioni comunali. Verranno eletti nell'occasione 528 consiglieri e 161 assessori. Sfide molto attese, a tal punto che nella nostra regione si sono catapultati alcuni big nazionali per spostare le preferenze. La scorsa settimana è stato il turno di Salvini, seguito poi da Letta e oggi da Meloni e Tajani. Una specie di banco di prova per i partiti che si misurano in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali del 2023. La sfida più importante è sicuramente quella di Gorizia, unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Oltre a Gorizia sono 3 le amministrazioni, Monfalcone, Alzano Decimo e Codroipo, con le possibilità di ballottaggio previsto eventualmente 2 settimane dopo. E poi c'è la sfida nella sfida, quella dei comuni più piccoli dove si fa fatica a trovare candidati sindaci. Sono 8 i municipi dove si presenterà una sola lista, con quindi un solo candidato alla carica di sindaco. Si tratta di paesi molto piccoli che contano per esempio 266 abitanti come Preone, a territori come quelli di Arta Terme e Sagrado che contano poco più di 2200 abitanti. È proprio nei piccoli comuni che si sta verificando quel fuggi-fuggi che dovrebbe far meditare su quanto sta cambiando l'affezione al mondo politico. E a Gorizia la campagna elettorale è stata chiusa da Giorgia Meloni. Il centrodestra ha chiuso questa mattina la campagna elettorale a Gorizia, chiamando a raccolta i propri sostenitori. L'ospite più atteso era la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, e al governatore Massimiliano Federiga, ha animato l'ultimo appuntamento. Numeroso il pubblico accorso ai giardini pubblici, con Meloni che ha evidenziato gli obiettivi nazionali e locali. Anche Mario Draghi manchi in alcune scelte fondamentali. Voglio dire, Fratelli d'Italia non ha avuto problemi in una fase nella quale c'era una crisi internazionale importante a sostenere una posizione seria dell'Italia, non del governo. Il centrodestra si presenta unito perché nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello che accade a livello nazionale, non quello che accade sui territori. Secondo me le amministrative sono sempre e soprattutto una sfida per i cittadini che vivono in quelle città. E così la interpreto, perché penso che la cosa importante sia dare a queste città delle amministrazioni che sappiano essere all'altezza delle loro vocazioni, delle loro potenzialità. E oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per tantissimi ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo tutta la loro gioia. Tantissimi genitori ma anche nonni qui nell'ultimo giorno di scuola all'istituto Bearzi per venire a prendere i figli e i nipoti in quest'ultimo giorno di scuola. Come lo vivete voi? È come un sollievo, finisce la scuola così non c'è più il pensiero di venire a prendere i bambini. È un misto di tristezza ma anche di ottimismo per i prossimi anni. E c'è una consapevolezza che questo è stato veramente un bellissimo percorso. È stata una gioia immensa averlo qua e una tristezza che finiscano. Sono la nonna di un ragazzino di seconda media, io lo vivo bene questo periodo, però 3 mesi di vacanza sono
Tanti e tanti. Sì, sono felicissima. Finalmente è finita la scuola. Adesso si va in vacanza. Finalmente. Tranne che ci hanno dato tantissimi compiti. Tanti compiti avete? Sono dettagli quelli. Abbastanza. Però com'è andato quest'anno scolastico? Molto bene, ci siamo anche divertite. Sei d'accordo con tua sorella? Sì, sono d'accordo. Ultimo giorno di scuola, ma i problemi restano. Sentiamo il dirigente dell'Ostellini, Luca Gervasutti. Dobbiamo evitare situazioni come le classi pollaio, dobbiamo evitare di avere un numero troppo esiguo di collaboratori scolastici all'interno delle scuole, anche per garantire non solo la pulizia ma anche la sicurezza degli edifici, ma soprattutto quello che è importante è garantire un'adeguata formazione al personale docente che arriva, ma anche al personale ATA, e quindi parlo di collaboratori scolastici, di assistenti amministrativi, di assistenti tecnici, tutto quel personale che è fondamentale per far funzionare adeguatamente la scuola. Purtroppo molto spesso nelle scuole arriva personale che non è adeguatamente formato, personale che magari si ferma solo per un anno e su cui diventa difficile anche fare degli investimenti dal punto di vista formativo. Concorsoni servono? Ma allora, io credo che si debba fare una riflessione molto attenta sulle modalità di reclutamento del personale docente. I concorsi certo sono importanti, ma devono garantire la qualità. Ci sono troppi vincoli, troppi lacci e lacciuoli che impediscono ancora al dirigente scolastico di poter scegliere quello che è veramente il meglio, quello che veramente serve all'istituzione scolastica. Ed è stato l'ultimo giorno di scuola anche per i nonni vigile, una categoria ormai in estinzione. Sentiamo. Gigi, ultimo giorno di scuola anche per te. Sì, ma però sono un po' dispiaciuto perché è un lavoro che faccio da 7 anni, il nonno vigile, e sono appassionato ai bambini che conosco tutti per nome. Gigi, hanno una cosa per te. Si chiama Luigi San Marco, ma per tutti è semplicemente Gigi. Fra poche settimane compirà 80 anni. È conosciuto da centinaia di famiglie perché da 7 anni è il nonno vigile che opera davanti alla scuola primaria Ada Negri di Via Zucchi. Tutti, adulti e bambini, hanno solo sorrisi e gesti di riconoscenza per lui. Sono quelle robe che ti commuovono, no? Per quelle si fa. Bravo, si fa questo volontariato. Buone vacanze, Meri. Ciao, ciao. Gli addetti alla sicurezza nel capoluogo friulano sono oramai in estinzione. Dagli 11 in servizio fino a 8 anni fa, oggi ne sono rimasti solamente 3. Gli altri 2 volontari sono Elido Bassi all'Alberti, ma solo il pomeriggio, e Giorgio Fontanini a Cusignacco. Svolgono un ruolo essenziale davanti alle scuole che sgrava di molto anche il corpo di polizia locale. Tanto che il comune ha indetto un bando per non disperdere le energie e le capacità di chi anche nella terza età può impegnarsi per il bene comune. Faccio un appello ai pensionati, ciao, grazie, ai pensionati che aderiscono a questo volontariato perché è molto bello. Ciao, ciao amore, ciao. Ciao. Da poco più di un mese è quasi possibile trovare pediatri per i nuovi nati nella zona di Udine. La mamma che ieri a Telefriuli ha evidenziato la carenza di posti disponibili, almeno lei è riuscita a risolvere il problema. Sentiamolo. Quindi io al momento non ho un pediatra per la mia bambina di 1 mese e 4 giorni. Io non so come sta andando, come sta crescendo, se va tutto bene. Io continuo un giorno sì, un giorno no a guardare sul sito, a telefonare al distretto, ad andare personalmente per vedere se qualcuno si libera, ma ogni volta c'è questa bella lista con questo bello 0 che mi dice che non esistono pediatri disponibili. Questa è la denuncia resa pubblica da questa mamma di Pradamano che attraverso Telefriuli ha voluto rendere pubblica la carenza di medici per i bambini. Questo sfogo, apparso nel nostro TG di ieri sera, l'ha aiutata almeno a risolverla il suo caso. Questa mattina, infatti, recandosi al distretto di Via San Valentino, è stata riconosciuta da un'altra madre che l'ha invitata a seguirla. La donna aveva visto il servizio in TV e, conoscendo la problematica, ha deciso di cederle il posto della figlia 14enne che sarebbe passata al medico di base. Sono felicissima, ho un pediatra preso per i capelli, ci ha riferito Stefania, ma non dimentichiamoci che il problema rimane per tutte le altre neomamme. 160 esperti a confronto oggi a Udine al primo convegno nazionale sull'endometriosi, una patologia di difficile diagnosi che colpisce almeno una donna in età fertile su 10.
L'endometriosi colpisce il 10-15% di donne in età riproduttiva, nel 30-40% dei casi è responsabile di infertilità. La patologia, che talvolta viene diagnosticata dopo lunghe indagini, è stata al centro del primo convegno nazionale dedicato che si è svolto in Sala IACE a Udine. A Udine oggi abbiamo affrontato un tema importante come l'endometriosi. Le evidenze scientifiche di oggi, proprio 2022, alla luce di novità terapeutiche, alla luce anche di nuovi approcci e di un'innovazione dal punto di vista nutrizionale nel seguire le pazienti che hanno queste problematiche. Ma qual è il campanello d'allarme che induce a ricorrere allo specialista? È molto importante che il campanello d'allarme suoni già nelle adolescenti che sono affette da dolore, fondamentalmente da dolore mestruale, un dolore che diventa invalidante, un dolore severo che richiede la permanenza a casa, quindi l'interruzione delle proprie attività e che richiede un aiuto farmacologico costante. Soccorrere a grado le persone in arresto cardiaco sarà più facile. Da oggi infatti è attivo un protocollo che si basa su una mappatura dei defibrillatori presenti nell'Isola del Sole grazie a un accordo tra GIT e Sores. Andiamo a sentire in questo servizio. Da oggi Grado, i suoi cittadini e i suoi turisti possono sentirsi più sicuri, questo grazie ad un protocollo stabilito questa mattina al termine dell'incontro fra il presidente della GIT Roberto Marine e il responsabile del servizio Sores Blazarin. Da tempo si lavorava ad una mappatura dei defibrillatori presenti sul territorio in zona spiaggia e altri sparsi per la città sempre della GIT, senza contare le altre postazioni di privati. In pratica, come ha spiegato il presidente Marine, nel caso di un malore di una persona ci sarà ovviamente l'attivazione del 118, ma se per motivi dovuti a qualche imprevisto il mezzo sanitario dovesse stentare ad arrivare, ad esempio per un ingorgo stradale, verrebbe fatto scattare il piano B, e cioè la centrale 118, in base al target di intervento, avrà la possibilità di attivare i responsabili di spiaggia pronti a raggiungere la postazione del defibrillatore, prelevandolo e portandolo sul luogo dell'emergenza, contemporaneamente all'arrivo dei mezzi sanitari. Un sistema che permetterà di salvare molte vite umane. Ovviamente non sarà attivato il personale di spiaggia che si trova sulle torri per controllare i bagnanti e ovviamente non si può allontanare dal luogo. Al progetto hanno aderito anche gli stabilimenti privati della Costa Azzurra e Grado Pineta, anche il comune con i suoi dispositivi e quello della farmacia, che fanno parte di questa sorta di rete salvavita. Questa era anche l'ultima notizia della giornata. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro una buona serata a tutti. Tra pochi minuti il telegiornale sportivo e poi la puntata di Screenshot dedicata all'ultimo giorno di scuola con tutte le interviste ai ragazzi, ai nonni e ai genitori in questa ultima giornata di scuola. Grazie, arrivederci.